Il direttore artistico della 39esima Real Monte Costa Bianca 2017 è il professor Stefano Tesè. Professore, quando si entra nel vivo delle manifestazioni? Esattamente giovedì giorno 6. Comincia Costa Bianca 2017 con un concerto canoro organizzato dall'Accademia Free Melody e darà questo via appunto questo giovedì giorno 6 a questa serie di manifestazioni che, come si è detto, si terranno tutti i giovedì del mese di luglio-agosto e anche la prima settimana di settembre. Ogni giovedì ci saranno dei gruppi musicali di intrattenimento vario, spazieranno dalla musica etnica alla musica rock, alla musica di cantautore, al classical rock, per passare ai classici napoletani, e avremo una serata dedicata anche ai più piccoli con l'opera dei pupi e altre serate ancora. Ci sarà pure una serata dedicata alla danza con una milonga sotto le stelle in cui avremo questi tangheri che balleranno nella nostra piazza. Questo per quanto riguarda appunto gli appuntamenti che cominceranno, come abbiamo detto, giovedì giorno 6. Poi abbiamo la programmazione solita che si fa in teatro, che prevede delle commedie, due delle quali sono di autori agrigentini, e abbiamo una serata dedicata alle eccellenze perché abbiamo bisogno di valorizzare il territorio, ma anche le eccellenze del nostro territorio. Abbiamo ancora sul solco della tradizione l'11ª edizione del concorso di danza. E poi abbiamo pure quest'anno, anche grazie a Carmelo, questo festival di musica jazz che sarà veramente un appuntamento importantissimo, anche perché saranno 3 serate molto particolari. Una manifestazione intensa, ricca, che durerà fino ai primi di settembre. Sì, infatti dal programma noi vediamo che è una manifestazione molto ricca, molto varia, che si presenta, diciamo, a un pubblico molto vasto, che è aperto non solo al territorio ma a tutti i paesi limitrofi e oltre, con una presentazione di spettacoli veramente molto interessanti che aprono al territorio e soprattutto vanno nella direzione di un arricchimento, diciamo, culturale ma anche economico e sociale, perché questo è fa parte del programma già molto più vasto dell'amministrazione, che è quello di aprire a uno sviluppo economico, sociale e culturale. Noi tendiamo verso questo tipo di sviluppo che si apra veramente al territorio. Il Consiglio Comunale è stato anche d'accordo in queste scelte? Il Consiglio Comunale è stato interessato appunto a questo tipo di scelta, ha condiviso, e quindi noi tutti ci aspettiamo veramente un grande successo da questa manifestazione.